Ed eccolo qui il saluto delle squadre a tutti presenti alla Volvote Arena. In classifica con 13 punti in questo momento, intanto in avanti il Team Giorgione subito, pericoloso con Tilal. Terza giornata, riparte Duda, prova ad andare via Duda, ancora Duda con il destro. Occasionissima, futsal Giorgione. Riceve il pallone Gumeniuk, arriva Tilal con il destro, Gumeniuk con il sinistro. Di Tilal, ma anche la doppietta di Gianluca Salvetti. Attenzione intanto sul pallone Duda! La botta con il destro sul calcio di punizione di Daniel Duda e passa in vantaggio il futsal Giorgione. Salvetti, numero di Salvetti, Salvetti, il destro di Salvetti, mamma mia! Qualificato per, attenzione, Salvetti, il doppio tocco di Salvetti, il doppio tocco di Salvetti, sul primo l'intervento di Villano e sul secondo non c'è nulla da fare, 9-15, 2-0 futsal Giorgione, 9 minuti e 15 al termine del primo tempo, arriva il raddoppio per il futsal Giorgione, la rete messa a segno dal numero 77 Gianluca Salvetti. Attenzione a Nicolati, con il sinistro Giordi Nicolati. Mamma mia che occasione per il futsal Giorgione, intanto arriva il destro di Bruno Casagrande, lotta con Duda. Ancora Mufaddal, attenzione Mufaddal con il destro, intervento dell'estremo difensore che ruba palla, serve Salvetti, numero di Salvetti con il sinistro. Titi a servire, Guidolin si gira con il destro, in avanti per 2-0, prova la conclusione Naim Mufaddal, 2 secondi alla fine di questo primo tempo. Futsal Giorgione in avanti per 2-0, la rete di Duda al 6° minuto, di Salvetti all'11° e dunque vi diamo appuntamento tra pochi minuti per l'inizio della ripresa. Dunque si riparte con il secondo tempo di questo match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie B, Girone B. Casagrande, Aicei con il sinistro, è alta la sua conclusione. Pronto Baron, mezzo, prova la conclusione Gumeniuk, recupera palla Guidolin, prova ad andare via, c'è libero Titi, riceve palla Titi con il sinistro, e arriva la rete di Titi, 3-0 futsal Giorgione. 16-03 al termine del match, arriva la terza rete per il futsal Giorgione, la mette a segno il numero 96 Titi. Guidolin, attenzione a terra Guidolin, arriva il cartellino giallo per Bogdan Gumeniuk, c'è grande sportività tra i due. Destro di Duda e il grande intervento di Villano. Calcio d'angolo futsal Giorgione, al volo Guidolin, mamma mia, pericolo. Calcio d'angolo battuto da Malosso, ancora al volo. Baron, Aicek con il sinistro, stato da Salvetti, attenzione, ruba palla Titi, pericolo, il destro di Titi e il grande intervento di Villano. E arriva la quarta rete per il futsal Giorgione ad opera di Diego Guidolin. 9:55 al termine del match, arriva la quarta rete per la formazione della futsal Giorgione. Attenzione a Titi per Tumiati e arriva la quinta rete di Leonardo Tumiati, 6:48. 6:48 al termine del match, arriva la quinta rete per la formazione della futsal Giorgione. Interviene Titi per Guidolin, attenzione, Pace con il destro e arriva la sesta rete per la formazione della futsal Giorgione. 2:51 al termine del match, arriva la sesta rete per la formazione della futsal Giorgione, mette a segno la rete del 6-0. La torre intanto, Aicek, Baron,
E allora accorcia le distanze la formazione del team Giorgione, 39 secondi, mette a segno la rete dell'1-6, il numero 7 Nicolò Baron, 39 secondi al termine del match. E finisce così dunque questo match valido per la nona giornata del campionato di Serie B, Girone B, dunque un match che si aggiudica la formazione del Futsal Giorgione sul team Giorgione per 6-1, le reti di Baron per il team Giorgione, di Duda, Salvetti, Titi, Guidolin, Tumiatti e Pace per il Futsal Giorgione.